Castagnaro 1, Real Bardolino 3. Al di là della vittoria finale che proietta l'11 di Grazia Trentin sempre più davanti a tutti e con meno partite da disputare, si è visto oggi, nonostante un campo al limite della regolarità dove era quasi impossibile giocare, un Real Bardolino costantemente alla ricerca del gioco e dei continui fraseggi. L'identità e l'imporre le proprie idee sembrava l'imperativo della formazione del presidente Marcello Battistoli e proprio su questo tema la più lusinghiera risposta dal campo, anche se, come sempre, gli errori sotto rete da parte di Sartori e compagni sono state veramente tanti. Ne è scaturita quindi, fin da subito, una gara spigolosa, giocata all'insegna della palla lunga e pedalare, che ha visto i locali sorprendentemente in vantaggio al 12° con Salvatori, Lesta e Caparbia in azione di rimessa a portare in vantaggio i suoi. Poco male, e se occorreva una sveglia, questa è ben suonata, con Ecker e compagni a testa bassa alla ricerca del pari, che giunge puntuale al 19° con Bomber d'Arri in mischia. Nella ripresa è la potente Divina a lasciare il segno e con una bella incornata porta il Real in vantaggio al 10°. Divina che si ripete al 33°, ma questa volta di piede con una corale azione del collettivo per il meritato 1-3 conclusivo.